Estamos in diretta anche in Franco De Logo, che lavora sul Dipartimento di Studi Umanistici, Scienze Sociali e Comunicazione sull'Università Tecnologica di Lorenz. Lei bene l'ha pronunciato, guarda, Lorenz. È una storia complicata, questo Lorenz non è un luogo, è una persona. Una persona, questo ricercatore. Compreso il tedesco Vanderbilt University, questa è una persona pure, no? Lorenz è un zio che ha creato una scuola serale pro dipendente da Ford in Detroit, no? E quindi praticamente ha dato la possibilità di lavorare in ingegneria a metà e ha fatto una scuola proprio fuori dalla fabbrica. E nel 1931 è scominciata questa cosa e tanto poi dopo si è sviluppata come una università privata, sempre Sagra Metropolitana di Detroit, quindi è difficile metà centenaria dall'università di Lawrence o Lawrence University, però che sono loco, insomma. Mi risulta che il Vino è una delle università sposantica, insomma, di no la seconda o la terza delle università dei numeri, dei NOC. Namuski che batta un'università che metta prestigiosa, metta famosa, chiamata the University of Michigan, no? Che è fatto. E questa è meta importante. Questa è una scuola tecnologica, è una buona scuola di ingegneria e architettura, onestamente, no? Però batte a iniziare lo programma
che sono buoni, in particolare psicologia, una psicologia noi abbiamo su queste prusu legata non a sta clinica, ma a sostituto dei pensieri, quindi non ti rifletti tutto il lavoro che ha poi l'investigazione di ricerca. Cioè, incarico tuo è un pacco, cioè, complicato, che non è proprio psicologia come l'internet e su sentire comune, su immaginario collettivo, insomma, cioè, dai tutto su chi ha poleso, de salvare argomento, de su quale ti insomma, applicato, è una psicologia particolare, insomma, non li spiega su un pacco come questa presenza tua come docente, professore associato in università. Ok, cominciamo su chi sono forse due di manna. La prima di manna è la diversa anima della psicologia, no? La psicologia è sempre stata divisa in cura dell'assente, aiuto al problema psicologico dell'assente, e vai stati rulati questa comprensione di come funziona la mente, di come funziona il cervello. E io mi occupo proprio dei costi, compreso, di come funziona la mente e come funziona il cervello. Ecco, è una lunga tradizione che parte dalla filosofia, poi si sviluppa la medicina sul 1800 in Germania, e poi arriva in America, anche torna poi in Europa. In Italia abbiamo un grande rappresentante della psicologia della Gestalt, per esempio, però non che io sia troppo noioso come però questo è un campo molto importante per comprendere come funziona la mente, come funziona la memoria, come funziona la attenzione, come funziona la visione, il diritto, e tutte queste cose sono parte della psicologia. Quindi si già sente in genere questa medicina oppure ricerca di base, però è legata a processi cognitivi e di percezione. No? E io ho questa parte. Non è stata inventata io, meta gente che lavora in questo campo. E cartivia cosa si incontrano, per esempio si fa una lesione sul cervello, una persona non riesce più a tagliare, o non riesce più a vedere il colore, o a controllare le emozioni. Tutte queste cose sono ricerche che non è necessariamente legata a cura della persona, esattamente di narrata anche da psicologo, oppure lo psicologo comprende tutti, comprende che so, messo schifo molto che tu sei psicologo, queste cose, è diverso, non è che hai su sentire comune è il degare, insomma, che adesso psicologo, namos che sul livello che ben prima adesso psichiatra, cioè se uno è malato, insomma, hanno prima su psicologo, poi dopo ratiro livello su psichiatra. Invece io che leggo relazioni che tu hai fatto che sono, insomma, relazionate da questo concetto che abbiamo di psicologia, belle che pacqui, no? La bellezza tattile è nella mano, ma anche negli occhi di chi guarda, interazione tra esperienze tattili e visive nel giudizio estetico, psicologia dell'estetica, insomma, a un livello, insomma, che io personalmente non mi aspetta epoca. Questo livello dei studios è veramente complicato e complesso, non può usare la parola sua, non suona bene. Lasciami spiegare in due parole. Ecco, spiegano Luca, lo queremos comprendere. Questa cosa, no? Tu vai sul comportamento dell'assente, no? Assappa su un numero da quantificare, compreso. Per esempio, il Samurra è il sulfatile, la Samurra è già numero, compreso. E da questo numero circa il comprende come te da frente a testa. Immaginati tu che in sa memoria, per esempio, quantas cose si può aumentare in una due, no? E su un numero, no? E tu magari il sente che in un certo livello di istruzione si aumenta più cosa da in un certo livello di istruzione. Lui che sono tutto un numero. So. Questo tipo di psicologia cerca di porre numero in tutto il processo del pensiero e cerca di dimostrare ipotesi
come funziona la mente, in generale. Poi dopo potete essere di qualsiasi cosa, per esempio la ricerca fisicità prima della bellezza, la bellezza per esempio tattile, no? La bellezza è sempre che non è una cosa bella, è sempre un'immagine o una musica, no? È bella musica, però non era chi uno bello, uno schervone, compreso. Quindi in questa ricerca abbiamo provato a vivere resessiamo a vivere se esiste questa bellezza su fatto e quindi abbiamo il bendato sempre, no? Abbiamo il bendato, abbiamo dimandati di scattare cose in sculture tridimensionali. È una ricerca molto bella. E poi abbiamo confrontato il diritto estetico visivo dei tenari. Questo è il bello Kimbe, questo invece è il bello Usette. I denni lo sosocroso e l'hanno confrontato da quanti bello è che non lo toccano, no? E abbiamo visto che questa cosa non sono indipendenti. Chi tu è che hanno toccato una cosa, la sei già immaginando questa è una cosa magari devi spiegare di metodo, è più complicato, però di concetto scusi, non esiste una bellezza pura, tattile, che hanno detto una cosa, non una sensazione di bellezza, di forma, solo tattile. Per esempio, già sempre specca da cannella scritta. Come la percepi la bellezza di non bastare? Compreso, basta mille implicazioni di questa ricerca. Quindi, per ottenere un esempio di un altro tipo di psicologia che la gente non conosce, in genere. A ragione tu la gente non la conosce di questa tipo di psicologia. Poi a Serrebina già che in questo studio che si è fatto c'è il Veneto incontro pure a chi è praticamente sequo oppure a chi è surdo, cioè che si è trasformato questa valorizzazione della bellezza tattile oppure uditiva, per esempio so sonoro, che alla Serrebina già valorizzata che so sonoro questo concetto di bellezza, di interessante, eccetera, eccetera. Quindi fitti pure un progetto che aiuta a gente che magari non possedeva qualcuna di queste capacità, insomma. Allora, questo progetto è stato pubblicato nuovo, è sicuramente vinti sul travaglio. Non includi uno studio del sente che in deficit percettivo, tipo cosa o ipovedente. Però è una direzione che viene namus che rimus andare in questa direzione oppure un amus assodate ricercatori dannati noti che è interessante anche un studio più sorsecos per esempio che in cui è interessante però non abbiamo fatto nulla abbiamo fatto solo il soso vedente abbiamo visto che quando uno ide non ne può fare che la manco di pensare visivamente compreso sul risultato escusto sì. non è libera della vista quando tu idee non ti vas a liberare mai che non bisogna pescare visivamente fai una cosa e l'immagine visiva è introsso per vedo tuo intro desimmaginario tuo immediatamente vinta esteticamente poi se si lavora ma sai dato pure un progetto umano che deve come cominciare o che l'ha già cominciato che deve riguardare la popolazione pure magari un studio di tipo antropico tennisco non ho compreso bene magari sì da qualche nozione in proso può comprendere dei tesi tratta. Sì, questa è una cosa che mi penso veramente metta. Praticamente i succede gli Stati Uniti no, in America hanno un enorme problema di integrazione questo schisinare una underserved minorities. La popolazione americana che non ha accesso a un'istruzione adeguata, non hanno accesso a una giustizia sociale giusta. E quindi praticamente metta fondazione e vinca sul governo americano questa grande ente di finanziamento che si narrano che ti va succedendo? No, resta innescato sul cellulare. Ok.
insomma, al grande esempio del finanziamento della ricerca che è meta finanziata dalla ricerca in America, non cercare di aiutare in questi giorni. Non dipende dal suo governo che è scomodo, no? È abbastanza indipendente, se no magari l'hai bloccato pure. Attuale presidente, l'attuale Casa Bianca, però siamo indipendente, quindi praticamente noi siamo iscritti in un progetto e ci hanno dato $1 milione di dollari, no? Per cercare di lavorare, per dare più accesso alla popolazione minoritaria, all'educazione. Il progetto nostro è di inserire la ricerca in questa classe. E ti spiego rapidamente prima. No, la ricerca nelle scienze, in generale, matematica, computer science, ingegneria, che si chiama STEM, Science, Technology, Engineering and Mathematics, no? Questo campo è un grande veicolo per la gente ha fatto una grande carriera e dare un prusinare anno di laurea. Okay? Allora, però, Johnny Eddos, per esempio, in America non vi lasciano laureare questa materia facilitata verso il bianco. Per questo succede che non vanno a risorte a provare all'università, in primis, no? Che non vanno abbastanza inari, che retta all'università sono carissime, ma vinsa su casi che attappano a finanziamento, che hanno l'università pubblica che non costa troppo, sono in ritardo come preparazione, che ha un sistema sociale che veramente anche in modo che il paziente non vi la possa fare. Dai che sono minorenni, abbiamo fatto una baia, una percezione di Soniedos come chi sono peusi di Corbiano. Dica se nessuno lo ha. Nessuno ti va a tornare al mai chiaramente, però lui che succede che sa di strada, infatti noi diciamo questa ricerca, per esempio io qui la ricerca psicologica che la posso introdurre a classe, quindi non sono solo più braveddo che in laboratorio mio e nada, la professore che gli ha ricerca sintetica, ma tutti gli studenti della classe armata la ricerca che mette. E quando è possibile pubblicano articoli spari e quando tutto spezzino pubblicano essi fuori dall'università un articolo scientifico che li costituiti un passaggio verso una master degree, cioè la laurea specialistica o un dottorato un inserimento sul lavoro immediato. E questo per esempio mi va tutta a bosaiare Zamura, posso qui un esempio, no? Aspetta, si regresso all'Upol, è interessante secondo me, no? Però un esempio di come questi lavorano a Parigi. Ecco qua, questa è una classe mea in cui noi lavoriamo essa Murra. Io sono contatto lui su schermo. La aggiungo su schermo come? Aspetta un attimo, ecco come l'ha aggiunto. Vediamo come sta aggiunto su schermo. 5, 10, 7, 5, 4, 6, 10, 4, 6, 7, 8. Insomma, questo è un esempio che lo tiro di come non vi scusa condivisione, no? Allora, questo piccolo no, che a parte che è una cosa molto interessante per me nelle batturie da Murra dell'università americana, no? Però non è scusa da cosa. Questo è un corso di metodologia della ricerca delle scienze del comportamento. E invece di studiare sul libro, non va al libro, compreso. Questo si imparano che in una ricerca vera, il numero vero. Sono soldato, per esempio, che abbiamo stato in visita, ma che abbiamo fatto un torneo. E chi resta questa ricerca dopo la classe, va a la possibilità di pubblicare gli articoli di suo professore. E siccome sono tutti, tanto per gli studenti, includini la minoranza, chi sono
non bastava mai il termine in America, in inglese narrata underrepresented or underserved, per narrare chi sono sottoservite, no? Compreso chi non sono abbastanza adeguatamente serviti come popolazione. E quindi questo è il discorso che fa Ken. Ma tu immagina che questo programma è matematica, biologia, chimica, e quindi intennisco in chimica per esempio anche una variante che fa aspirina, compresi. E io come sono direttore generale di questo programma, sono molto contento di questa cosa, però inizialmente è difficile commentare. E questo è un ricercatore minorile che viene a salutare. Salute. Vai, ciao. Vai da mamma. E niente, e questa è una cosa che mi penso a cercare di arrivare e di comprendere la diversa anima dell'America, la musica. Io non sono americano, in una certa maniera mi intendo diverso, io quindi compreso, e quindi mi piace che tutti abbiano una rappresentazione, mi piace questa da bigarrare questa cosa, compreso. Mescamente con questo che succede a dire di oggi, che è incredibile, questo che succede in strada dell'America in generale. Insomma, questo vizicheso sono partite sotto su mattesimale, uguale a sue Simona, a sue Claudio, a sue Gianni, cioè vos intendete impegnato socialmente vinasi su chi a chi te scomente travaglia, insomma, cioè tutto quanto hanno manifestato la volontà di impegno sociale, di qualche cosa possa collettività non solo locale ma vinasa a un'area mondiale o comunque umana, insomma. E questa cosa è una costante che è venuta fuori sempre, tanto è che noi abbiamo esposto vino sul problema che è essa base culturale che va tutto questa gente appunto maturata in bici, questa cultura bicichesa a si intendere voi trasportata verso l'esterno, verso lo satero, e abbiamo ipotizzato vino a questa cultura di saponitura, cioè di aiutare chi è a bisogno, no? Ponene non sono un tanto d'erbe che era su pastore che lì ne hanno abbroiata dai suoco, che bicchiera furaiano, che mancaiano, insomma, questo famoso pacchetto culturale che decimos che non naschimos, insomma, va a attaccare cosa di questo tipo, insomma, che influite su di noi, che noi intendiamo appunto portato a aiutare che sono insomma in condizione di essere aiutato. E colamo a questo argomento di Samurra, del quale tu ti sei occupato, Meta. Io a prima pensai a pochi una ricerca di carattere matematico è semplicemente statistico, e poi invece a questo che la cosa è galupus complessa, insomma. Non scherzi di spiegare qual è il suo rapporto che veste tra psicologia naturalmente intesa e in maniera che la siamo intendendo della professione tua, dell'impegno tuo e Samurra in un bella relazione. Andiamo su Parizzo l'hanno fatto in una conferenza in Padova, mi pare che piscina, è tutto colpa di uno piscino, ma manco su numero e non è manco sardo. È andato, ma beh, sta mura, no? Vabbè, io ho visto su in questa zona, specialmente in Trentino, come ti si narra? Dove Trieste, ecco errore, visti? Su Veneto, no? Veneto, ma poi vista sinistra andiamo in Scavallane in Jugoslavia, Sud Tirolo, roba succede. No, sì, però questa parte che poi da parte andiamo in Slava, andiamo
chi collega questa nostra cultura, però l'Istria, insomma, praticamente questo piccolo interessato a nato, ma non ti dicevi come ti si gioca a Samurra ai annati? Questo merletti prometta anni e poi hanno base di autonomia di dipendenza da sostituire questo laboratorio tuo, come lo ha? Allora, può cercare un collega dell'Università del Cagliari, l'ha ponato, ma la questa cosa. E questo pizzino, che è un amico mio, è professore associato di psicologia ambientale, ma nato io non mi qua questa cosa, però ti posso collegare che in questa amica mea, che sono professore di psicologia dello sviluppo e che lavorano in questa cognizione numerica, che sono spizzinelli. Tanto abbiamo cominciato questa ricerca, l'idea di base che è questa. Sul numero arrivano tu, è una cosa di matematica, no? Di statistica. Però sul numero è un pensiero, no? Se io ti do a te H è 7 più 2, tu sei facendo un'operazione matematica, non entra nulla nella matematica che non le fa con tua, ma entra solo queste diverse cose tue, di dettare una parte di cui vedi chi elabora questa informazione e chi in una risposta, che è 9 in questo caso, no? Ok, immaginati tu dell'uatere di Samurra, che è stegai densa nel materiale numerico in tempo reale, no? E praticamente a me mi ha sempre incuriosito il fatto che certamente resistita a indovinare questa combinazione progetto 8 via consecutiva, se tu hai a vedere di statistica di un processo voi, di indovinare la forma di un numero è veramente difficile. E invece succede abbastanza spesso. Poi un'altra cosa è che il campione del Murra è un esempio, no? Ma questa cosa è molto veloce, quindi andiamo su chi batta una teoria psicologica che si divide in un processo del pensiero veloce e il processo del pensiero lento. Il processo del pensiero veloce sono quando tu non mi fai attento a questa cosa, quindi quando stai camminando, guidando la macchina o giocando a pallone, per esempio, ti pensa, che se la cosa prima di tutto devi pensare. Ma se ti devi firmare a pensare, non vi avete fatto un tempo che la fate. La vedo sprul veloce, quindi non bisogna aspettare, ma la coscienza tua non arriva dai tuoi. No? Allora, però, basta una contraddizione tra Samurra richiede di occare numero, sempre di aspetta, la telecamera stinotte, sempre diverso, no? Se tu hai sempre su matessi numeri, perdi. T'hanno swannato in psicologia a bancare tale letteratura che si è occupata di questo processo di generazione casuale dei numeri e ha scoperto che questa generazione casuale di numero è sempre associata a un'attenzione e a una coscienza e a un processo lento del pensiero. Che se tu non vi pensare bene, non vi lasci a fare questa cosa al bene. E tanno in questi scattata la ricerca, no? Che abbiamo investigato, si è vero che si affente resistiti a escoscienza per patenne che hanno quelli che stanno. Però hai bisogno di un gruppo di controllo e hanno imputato una ricerca di Murra e l'Università americana e abbiamo sconfrontato i dati americani che comunque bischi giocare, si è visto sul video di prima, si affente l'ischi sta regola di Samurra, ma non è esperta. E lo abbiamo sconfrontato su chi sono campione del torneo che abbiamo fatto in BC, mi pare che sulla mista del perfetto. Vi ringrazio tutta la popolazione e tutti gli amici che hanno aiutato, tutti i piccolini e tutti l'amministrazione comunale, tutti gli amici e familiari che hanno dato una mano incredibile in questa cosa. Insomma, abbiamo sconfrontato questi dati. E in che si sta fuori da chi sono visticheso, non sono visticheso, non sono usare campione scardo del Murra. Sono meta più bravo a fare il numero casuale dei americani, no? Ah. Però noi iscritti sono fatteni, che poi l'hanno visto rimandato i numeri sul vocale, e da tempo ha dato risposta, da cui non vi entrano nulla che questi numeri che hanno avveruocato. E poi quando l'abbiamo intervistato ma tu che strategia base da cui non hai nessuna idea di questo tipo. Nessuna strategia non è che non vi lasana dei successi che ne bella una strategia, ma questa strategia sono i fuori di controllo della coscienza e essendo i fuori di controllo della coscienza per narrare che la randomizzazione del numero è accessibile che è coscienza, che è una cosa completamente nuova.
Infatti, se tu ides è come... aspetta, di deve essere... a zappare. Già che ne c'è... che mi... Aspetta. Sviluppa un solo video? Un attimo, aspetta. Allora, di cui vedi questo titolo, questo articolo che come rivessin, si hanno tu bene, questo è l'articolo che abbiamo pubblicato, no? Il primo articolo di Samurra, e praticamente este creare su Yoka Samurra este un laboratorio naturale, però investigare los procesos de pensiero automáticos e voluntarios la generazione di sequenze random. Compreso il meta dedicato a questa cosa del numero, spero da Murra è il meta più complicato. Questa è una piccola parte di Samurra. Vediamo se questa è la strategia difensiva di Samurra, però il Samurra ha una strategia di attacco. Ci sono in nos che sono numeri di attacco e lo deve attaccare, lo deve puntare sul numero, però anche in modo che sa somma, che tu hai una schissa occhio, via correttamente la somma del numero mostrato, ma tu metta velocemente. Cioè, mi sembra praticamente che, cioè, abbiamo sempre pensato che su giocatore bravo memorizzaia la sequenza del satiro giocatore e poi in base a questa sequenza si va a ripetizione, se ne approfitta strategicamente, aspetta questa ripetizione e il tennisco dopo su 3 questo giocatore ha giocato sempre su 1 e quindi io li ho 2, se ne ho 3 e bingo. Cioè, tu mi sembra che la velocità però di azione supera la velocità di elaborazione, cioè come chi va un rapporto più è difficile da comprendere in un baveneti. È un articolo più complicato del gusto. Tu non potresti studiare tutta la cosa a spari. Siccome noi abbiamo studiato solo la strategia difensiva, perché sono il numero che ho scritto al mano. Però questo che si sa tu è una strategia di attacco. Quindi, per esempio, senz'altro io mi immagino, però non va nessun studio di tutto, mi immagino che a che non studio dobbiamo attappare chi già sente punta a un numero sul debole del satiro in base a una ripetizione semplice o vita complessa di sequenza. Una ripetizione semplice è che tu e tennis hanno a ripetere sempre su 2, ho sempre 2, e poi ho sempre su 2, e hanno io punto su 2, compreso. E che ricorda anche sa somma che su 2. Ma un'altra strategia di vita complicata è scusa di interpretare consciamente o inconsciamente sequenza sul manner di uno, tipo 2 e Kimbe, tu hai tenisco 1, battere, 2 e Kimbe, tu hai 3, 2 e Kimbe, compreso. Dopo su 2 del tempo su Kimbe, compreso. Noi abbiamo studiato questa sequenza e abbiamo visto che lui fa il giocatore sul bravo, lui fa campione regionale, ha una incredibile tendenza a ripetere sequenza di 2. Quindi ci sono murratore se andiamo su una bittana di questa cosa hanno una inglese così magari sono un muratore si procura non abbiamo analizzato il giocatore abbiamo solo analizzato la sequenza numerica del mano solo questo abbia se si spenta o anche in una ricerca buona la deve anche da campeggio una cosa non potevi studiare per tuttare se no non ti un elettrone sono reviewer che sono spesso leggono l'articolo hanno detto ma Samurra non è già come te destiniamo voi scappa a mettere la scuola come te la risposta è stata io voi però io come devo iniziare la cosa e poi in altri studi magari non poter studiare più della cosa parte compreso. C'è associazione che beste tra il numero ocatto e il numero petito, cioè il numero nato, è sempre un'associazione ragionata o è tipo il giocatore a pallone che azione l'hackete e l'hackete viene a scherzi la elaborare la hackete boh, cioè casino no, elaborare la vedi a porne tempo su come è nato tu e della hacker insomma. Questo è un punto essenziale. In molti processi che è successo
che si statisticamente di successo, bate un'elaborazione, non viene a caso, compreso, questa conca. Però basta processo che tu non ti avverti, non rischi, non rischi di facendo. Noi siamo un anno proprio tutti. Tu non puoi porre un giocatore forte del pallone, Cristiano Ronaldo, ischit esattamente sul corpus e su che rivedi di Cristiano Ronaldo di terfacenne, ma Cristiano Ronaldo in tempo reale non ischit, come persone, no? Questa differenza tra processo controllato, volontario, lento e processo automatico che non dà ci sono spesso si narrata impermeabile di interferenza, compreso quando tu sei camminando, io ti posso ragionare così che da camminare, ci sei girando una macchina ma se tu sei ascoltando a me, arriva un'altra persona e ti narrata un altro concetto, io non mi prende nulla, no? Ma tu ti puoi focalizzare solo in una cosa. Il famurra mi pare, cammina, da questo primo risultato, schisa frequenza che tu è occa spalmare, non accetta sa coscienza. Ed è il metto interessante e bata risvolto importante che la teoria della funzione. Però magari come uno fa questo processo, insomma, che più o meno ci stanno tu e pure, che abbiamo capita di guidare la macchina, che girare a bidda e devono aumentare deve essere scolati in un luogo, insomma, di guidati in cui è come chi bere tappeto un pilota automatico, chi guida questa macchina quasi quasi non nos aumentavamo manco del essere scolato, insomma, però non guidato. E non che siamo vestito fuori strada, siamo andati ragionanti, sì. Quindi questo Yoko de Samurra appunto è tutto, penso che pure a questa situazione va non si ponere questo problema che voi siete esponendo voi, cioè dei veneti quali sono le relazioni che muovono su pensare cosciente, su pensare non cosciente, insomma, a questa persona. Un studio veramente interessante questo. Non è così fatta, io non isco così, non ido a frente di bestia, di a poter vedere che tu sei esponente. Allora, un amico so chi magari bana idea in corso di una bella cosa. Allora, canno visti molto bene che canno uno conta salmano, lo che si vede in scuola elementare, conta salmano, è una cosa bella per imparare la matematica, no? Contare il salmano. Sicuramente Samurra è su Yoku, però invece a scontare il salmano. No? Siamo spesso anni che sono amico mio da Cagliari, dell'Università di Cagliari, di mandare qualche finanziamento europeo oppure regionale, non so come funziona, davvero non lisco. Però di anche un studio longitudinale in semestre intero in un anno scolastico in parchi scuola elementare proibere magari canne in aria per professore o a scuola proibere cantus amurra potrebbe essere un fattore differenziale pensa per imparare la matematica no? Ma tu ti batti una professoressa di matematica che è facendo in Torino però non esco di nessuna scuola che le fatto in Sardegna. Magari ha fatto un studio sistematico di essere una cosa prestigiosa e una cosa buona. Vinzasca prima due fattori. Uno è che quando uno impara a farlo, impara meno e non si dimentica questa cosa e non è noioso, non è che sta bellina. E due sono il divertente. Questo povero spistinello stanno zitto, che compito invece hanno vista una ricca giocando a Samurra magari dicono in decluso compreso quindi Namus ed è metta processo Sardegna che è viera desereditate e desidentitate Namus culturale un'ottima manera di legare la cultura a conoscenza e a educazione Namus e poi Samurra si gioca sardo quindi basta vinta l'implicazione del carattere linguistico mi pare che deve essere un processo un progetto bello però ovviamente va bisogno di impegno
io non ho dei nari pro l'università, ho dei nari pro la scuola. In effetti io penso però magari questa cosa... gli studenti del borsista che hanno la sua scuola la fa che sa lo test al master deve porre l'impegno, deve essere educata magari che un seminario che è nato che c'è all'Università di Cagliari, però io penso che il progetto di questa natura possono essere finanziato dall'Europa, compreso. L'Europa è stata attenta a questo delle identità culturali. Ma io penso che questo sia una cosa molto interessante. Io conosco Fabrizio Vella che praticamente è, cioè siamo amici veramente che si può tenere che avvina scaelde questa organizzazione politica mea, che è presidente appunto di questa Murra in Sardegna e se ne può pure interessare, cioè che si pure iscritti insomma e anche ti ricerca e così via. Però questa cosa si può ponere in mano come in anni tue pure a livello europeo. Non è nato tramite lo parlamentare sardo che hanno la verità noi sia pure riuscito a ottenere meta pezzi che da sul bieso insomma chi si è interessato un po' a meta scorsa però basta gruppo in Europa tipo il De Sale Associazione Libera Europa che se vi ponimo questo problema io l'udiana pure manara da innantesi e che magari non so di essere impostato questo tema un opaco che hanno tirato un minimo del tempo io mi impegno sia lo presentare al suo presidente della regione nonostante non corriamo su un caso insomma però la relazione personale sono metà buona e pure della che arrivare a livello europeo insomma ecco cioè questo è un impegno che mi posso piccare sos canales insomma lo sconosco ecco e la cosa è molto interessante Tinaro che un collega mio un ingegnere Aldo Puddu ha trattato qualche argomento di su genere seppur insegniamo matematica parecchi mecoli su ragionieri però è partito sì chi Samurra su Matesi possa sequenza di statistica e così via ma è tutto finalizzata a una ricerca che ha fatto il sé sopra del commente appare suo da un studio che ha fatto a chi ha so sconto so sardo sardana cioè no in base 10 ma in base 6 chi praticamente e si è elaborato tutta una teoria che sospoggi che sempre appunto fa che so sconto usando sul sistema sedicimale chiamiamolo vegai poi non lo chiamare appunto decimale insomma che cosa si besta accurziata questo che se non è tu insomma una cosa molto interessante veramente interessante mi sollecitata di cercare di qualche cosa in questo senso insomma è importante questo poi associare sugli occhi all'apprendimento a imparare è potentissima la capacità di imparare che hanno iniziato associata a cose belle insomma aggradiscita come te tu insomma bene allora e tu come sei arrivato a questa a musannare come te hai deciso in quale occasione hai deciso un indirizzo questo indirizzo che poi hai spiegato cioè tu hai studiato sul liceo De Vizi che ha tanto adesso scappo intervistato anzi che ha tu cantos non ha impressione rapito del suo liceo che non si interessa che in questo momento sul liceo è in crisi è in pericolo sul liceo di Vizi quindi dobbiamo sapere dal forma pro o lo riqualificare se ha bisogno di essere riqualificato dal forma insomma può lo tutelare e anche in modo che si allarghi sul bacino di utenza del suo liceo di Vizi e poi come te hai separato questo cammino insomma diciamo che sul liceo dei Vizi per me è fatto una dimensione quasi di sogno semplicemente andare a scuola con la ciatina Vardi a micramare prendiamo e poi andiamo a scuola perché a 10 minuti andare sul liceo
ed è un viaggio in un luogo che fa bene, in questa ida metta praticamente una domo, no? Arriva a questo liceo che è in campagna, no? Ed è bello, no? Arsa quando decidi di andare a feria, già? Invece di andare a ticuare in carchi sala di videogioco, andare magari a burgare a Tavieri e ti devi imbergere in maniera perfetta. Ed è quasi una cultura proprio bucolica, in mezzo a Sasvizza, chi è proprio per me è quasi un sogno. Io non la proprio usata questa cosa. Andiamo di scuola è stata una scuola buona, io mi sono metta interessato di scuola, e poi magari una piccola belle, no? Non mi piace andare a scuola, mi piace una cosa, mi piace imparare. Da quarta e da quinta liceo è in Lugoro, e il Lugoro è una umana, non devi dire. Però è stata quasi una dimensione da domo, mentre è esistita una dimensione umana, no? Sta tutta una vita aperta a vita, invece il Lugoro è diventata una dimensione da domo e di scuola. Poi in scuola non ha fatto più una buona, questo non lo narro politicamente, il liceo di Lugoro magari è bellissimo, però ho vissuto meglio, ho vissuto a sinistra del bullismo rispetto a sospizio del Sasidda. Io un pistino de Saidda, no? E in annugo di più, no? Quando era la via con Nuvoreso. E quindi non l'ho vissuto bene. Poi dopo il via di sopravvivenza, ha cominciato a disinteressare della scuola e quasi a biannare proprio sul minimo, no, sul minimo, e quasi mi porta via, no? Ho dedicato un po' che sono attualizzato in nudo. Quindi andiamo a scolare da questa dimensione bucolica, l'interesse e l'insegnamento, una idea che ti dà io vai a posare musica, sono notando, vai a posare sul calcio, sabutese, e vai a carissimo amico che sono amico scorale. La dimensione dell'isolamento in una doma in scuola che non ti chiede che tu non chiedi, no? Questo è stato per me il passaggio a Nugoro e mi dispiace pro mamma che è nugorese e quindi magari mi esco in tempo però poi dopo sono andato a Roma a studiare, io sono andato a studiare all'Università di Roma, al momento che al Como sul primo corso di biologia a Capoatto e mi sono fatto in un mondo, ma no, che è una cosa incredibile, bellissima a studiare. Mi spieghi che hai metta, sente che mi sta con Carmanna a imparare. E fanno ho studiato psicologia, non tutti hanno studiato psicologia. Ho studiato psicologia che mi piace una metta la materia umanistica, però queria come travaglio, quindi invece di studiare filosofia, studiare lettere, ho studiare psicologia. Però dopo, durante il corso di studio, dopo ho cambiato opinione, ho studiato questa medicina, dopo ho cominciato a imparare cose di studiato, e poi va capito un passaggio molto importante per la psicologia, e poi ho scoperto che gli aspetti che fa prosanare problemi del comportamento sessuale sono meta diverse da seconda dell'orientamento psicologico di base. E qui non la può poi tarramponare. Poi può mettere razionalista, la ragazza come il teatro, a scappare, a stanare esattamente quello che sta succedendo. E tanto dai cui mi sono muovito sulla psicologia sperimentale, e poi su neuroscienze, e sul campo di cui mi occupo. Dopo corso esperienza sono andato in Germania per un attimo di tempo, 6 mesi, ha fatto una tesi sperimentale della musica, che è stata una grande passione. E tanto che questa passione della musica è andata a un istituto di ricerca in Germania, ha fatto una ricerca di questo professore di cui sono guidato e ha poi un dottorato all'Università di Roma, e quindi questo dottorato mi sono dottorato e poi dopo deve fare un lavoro che è difficile,
e ha cominciato a insegnare come professore a contratto in molte università di Roma e in Università di Chieti. Però su concorsi, aspettano su concorsi, meta politico, poi aspettano anni e anni, ed è riuscita questa occasione di aprire una borsa del trasporto, come si chiama in italiano? Assegno di ricerca, un assegno di ricerca in Tokyo. E in quello siamo in Veneto, mi è stato lì a Bo, è stato meta bene. Abbiamo vissuto in cura e in sovrattempo, in questo periodo di Tokyo mi sono venuto scoiuato. In Sardegna mi sono cogliuato per anni dai Tokyo, però come cogliuato e poi dopo dai cura una borsa di ricerca molto buona, un finanziamento europeo sull'Università di Utrecht in Olanda. Dopo ho lavorato in quel prodotto, però deve sempre aspettare sul posto fisso, non so come in Italia. Il posto fisso sta arrivato in questa università americana 8 anni fa, Lawrence Technological University, in cui ho passato da professore, dai ricercatori a professore assistente. Questo è il percorso, questo è un percorso questo è un paradosso, è difficile in paesi del sud Europa che non in paesi del nord Europa o in America. Questa è una tristezza questa, no? Che non so che questo che io so nulla di straordinario e lo vedo tutti i amici ormai magari di essere meta mensur de mene a fare questa scuola, però non va a trovare un'opportunità e non do auguri a nessuno, è probabilmente un innovatore culturale capito da come per me in Porto Rico che ha fatto il sabbatico e sono che in Italia, no? È proprio una non so latino, però diciamo una piccola problema non so organizzare questi cavalli. È proprio un problema di secolo, di cultura diversa, come sono latifondo, come è gestita l'Italia, che hanno parte del regno, oppure come è gestita di Spagna, oppure come è la Grecia, di parte dell'impero. Però fatto stato è difficile per noi, ma che nessuno da fuori, tutti non lo diano a solo dei giornificatori, ma lui lo metta in meta sente chi arriva in America. Siamo amici, che abbiamo passione, siamo amici, queremos anche stare bene, compreso, che la sacchino poi non si possono realizzare. Mentre io quando in Italia mi narraiano forse il concorso lo sistemo io, rimani, lavora nel mio laboratorio, adesso è un casino, è veramente difficile questa cosa. No, che invece io ho assunto un professore nuovo, l'assunzione è stata basata solo sulla capacità di non esiste nemmeno sul concetto della raccomandazione, non esiste. Non posso che se discorso non fa poi ho compreso, io sono responsabile del suo lavoro di questa persona, se una persona lavora male è un disastro per me pure, quindi tutto su menso si veste, potete essere bianco, due, una uomini, eterosessuale, omosessuale, non me ne importa nulla, che è bravo, io picco, e non sto solo io, tutti quanti lavoriamo gli altri. Importante questa cosa, importante, come è importante su cannato pa qua che te possa dimensione in un piscino vivete, cioè appunto il suo liceo De Vizi vivia in una dimensione collettiva che lo sconfine in cui sol de Saida ed è su chi besta in Tun, insomma, il suo liceo de Nugoro lo sconfine in Isadomo esambito, esaula del suo liceo, insomma, sono cose interessanti, scusa, chi sente, magari il bel Bacchino Bannino che questa intervista si la ascoltata, poi vi la sponsor pure a banna in modo tale che essere facendo studio proprio di questo tipo, tutti i miei studi che ho fatto, questo è del suo rapporto tra sospizzino
esa connessione, cioè il rapporto che veste tra lo spizzino di oggi e su mondo appunto di internet e su social in generale. Una ricerca molto interessante, lettera ad un giovane sempre connesso. E penso che vi nascosta sia una cosa da studiare, insomma, che in parte se l'ha affrontato questa questione in questo libro che è la donna è lo specchio, la donna, la maschera è lo specchio, ha affrontato questo rapporto di voi tra la persona e la collettività, è molto interessante questa cosa. Come Poi te, una... no, che magari come è successo a me in Nugoro, questa è un'esperienza che a me, magari vada persino in Nugoreso, chi vive ne hanno vissuto la dimensione della Ida in maniera totale, questa relazione del giocato che io mi sono spostato, non compreso. Ma per te si scrive un Nugoreso, hanno tabizzi e dico solo già nome sul liceo, compreso. Però io, venire dai vizi, hanno tutta questa risorsa, muovendomi a un mio diverso, l'ho vissuta gai, è una cosa quindi personale, non è generalizzabile magari a questa relazione tra la Libia e la piccola città del centro della Sardegna, che non è che la critico, è una cosa personale. È una cosa Un'altra costante che veste, appunto che collegato Bipuru Gianni Bandino, un'altra costante che veste tra Atene, insomma, e Gianni e Sosate scappi intervistato è scusa questa determinazione, cioè che ha lesso in maniera più evidente, forse più evidenziata volontariamente da essa al femmina che ha intervistato, cioè da Simona e da Tatiana, che hanno, non è che l'hanno evidenziato io, ma l'ha polesso io, queste cose che narraiano, insomma, la volontà di che scomunicare sia a me che intervistare sia a Sosate che ascoltare, Zuvato che deve essere stata determinata sui separare sui teachere, cioè è costante veste e su Carfatto tu e pure, insomma, una via che ha superato, appunto, che ha conseguito il suo diploma, poi ha deciso in maniera proprio determinata i teachere, insomma, cioè un teachere è adattato a sa possibilità che ti presenta in altre occasioni e sul momento, cioè una capacità di decidere non de poco conto. Questo è un valore molto importante, che su uno di oggi non tutti lo spizzino possedono, insomma, cioè è più facile arrugare sull'ammentarismo esa categoria del sollamentarista che non esa categoria del sol determinato, insomma, dei solchi reagini o che non aspettano impulso da attere, ma emettono impulso, cioè sono emettitori di impulso proprio. Questo è una delle cose che ho notato, insomma, in tutto canto il voice. Ed è infatti sul risultato sidene, insomma, ecco, sul risultato sidene. Io devo narrare una cosa, è sempre sul difficile, qualsiasi cosa che sia legata a una carriera è sempre sul difficile. Visto se lo potremmo negare, lo potremmo negare se non è vero, una ebina in qualsiasi nazione dei maschi, noi dopo non faremo a chi sorfizzo è più difficile per anche una carriera, per esempio, a mantenere sul livello dei standard e di continuità che ti va è quasi un assunto, no? Che sai, comunque si occupa di sorfizzo e si può anche trattare la scuola va bene. Invece noi il femmine siamo giustificato a non essere mai in dono, per esempio. Quindi questa è una cosa che mi piace a ribadire. Secondo è molto interessante questo bisogno della determinazione, per quanto mi riguarda io mi percepisco come uno quattro determinato. Questa ricerca, se tu che resistere pubblicare in questa rivista al metro del suo mondo
deve essere ossessivamente legato a un tema, oppure deve veramente vaticare, non dormire, metanotte. Io ho quasi sempre dormito, diciamo. E io ho sempre dato di paria, diciamo. E che questo lo pacco, diciamo, tu va a diverso livello di ricercatori su mondo. Io non ero più un ricercatore malo, io sono un ricercatore decente, però Namu su chi poteva anche attraversamento però a poter vivere Namu in altre dimensioni che non sono la ricerca e mi so che tu piccare si sfizi Namu di ricercare in tutti che avviata invece di ricercare una cosa che ti narrano de hacker dopo diventa tu esumere compreso ma per me cosa che magari hanno vissuto in una roulotte amico che conosco bene, che siamo sempre stato in relazione, però anni e come sono diventato famosissimo ricercatori su mondo, no? E hanno vaticato un tipo, vaticato da manco per un fatto, compreso. Quindi la determinazione Namusu diventa veramente troppo, è una dimensione quasi psicopatologica. Io conosco gente che è vero dedicato a ricerca che però no, è una difficoltà che sono presenti. Per esempio, quasi non potete dare una famiglia. Questa è quasi una vita monastica, no? Limitare la famiglia a tenere una cosa. E già a me, io ho fatto il pace che mi informazioni su questo, sono contento da come sono, Amusu, questa dimensione dei media, impegno, Amusu. Però è un travaglio, non diventa una missione di vita. Se non pubblico in Nature, non me ne importa nulla, ormai la comprende. Cioè, è una cosa che crea paggiare, la determinazione abbia un compromesso si chiede questa vita, questa determinazione che basa una carriera. Non ha bisogno dell'università che può essere detenuto un broker in borsa o qualsiasi tipo di lavoro. Data diversa dimensione dell'essere umano e che eccellere in una, eccellere veramente difficile che resista da creare la scuola. Solo questo. Sì, ma tu sei riuscito a fare che sia sono sia satiro, che è vero su cannato, tanto so di questo ricercatore se travagliano, non hanno orario di travaglio, ma viene a scappo intervistato prima, non hanno orario di travaglio, viene a tardo, vi travagliano tutti a die. Però tu sei riuscito pure a ponere famiglia, insomma, cioè è appunto da questa fotografia che appunto bisogna di questa pagina web Facebook tu hai una vita di famiglia abbastanza importante, insomma, cioè abbastanza presente e non è una poca cosa questa, la situazione tua è una situazione particolare, cioè forse si una misurara tra i ricercatori e il fatto che tu ne sono un ricercatore normale e vabbè insomma un ricercatore normale non ha che te sei editor associato dei cognitive processing, redattore associato di frontiere in psicologia. Io non riesco a leggere inglese, redattore associato ospite di Frontiers in neuroscienze, membro del comitato scientifico conferenza internazionale sulla cognizione dello spazio, revisore per diverse riviste, cioè il revisore che non è da controllare viene su chi schiena osatero, tra cui Frontier, Psicology, Memory, Cognitive Processing, Journal of Experimental Psychology, Psychology of Music, Acta Psychology e articoli su poi su un tabello io con elenchi no che queste è impossibile a leggere caso che è troppo cioè se mi pongo solo a leggere sul titolo di questa relazione e del suo articolo quasi scritto ma vi pongo un'altra bicchiere un'altra mezz'ora che poi spaziano in tutto il possibile riconoscimento dei bambini delle loro esibizioni musicali musicali
musiche, musiche e scienze, e noi questo è scritto in inglese, in francese, questo dovete essere scritto. Vabbè, poi tennisco, contributi all'identificazione delle relazioni tra abilità cognitive musicali e capacità di problem solving, cioè ma è uno trabello, può narrare, no, che incatta chi si sente che sta ascoltando l'iscata ha assumessi 60 titoli, cioè 60 titoli de artículos, poi interventos in convegnos, poi libros e così via, cioè insomma non siamo ai danni come se non è tu di un ricercatore normale, insomma siamo ai danni e qualche cosa chi spazia in tantos locos e quindi andiamo su a uno pacchetto da sopra sul normale, insomma, ecco, non credo che tutto canto l'abbiano iscritto e partecipato, ma poi dei argomenti che sono il vero esempio legati a sul contesto in un betto e travaglia, ma chi spaziano poi il suo visivo, il suo estetico, il sa musica, il sa espressione facciale, il suo movimento del mano, il suo camminare, il suo movimento del suo corpo, insomma, spaziano in tutto canto sul settore. Questa è la cosa, praticamente questa è una famosa citazione, non mi scusi famosa, però mi ha colpito un scrittore francese famoso che prima di diventare scaffalettato contro l'attore islamico, un bravo scrittore, ha scritto le particelle elementari di Arthur Ellenberg, no? Ha scritto in questo libro le particelle elementari, ha scritto che per diventare un premio Nobel in microbiologia non vi chiedete genio, vi chiedete a essere ossessivo in una cosa, compreso. Quindi questo che se non è tu vedi, nel senso che io non sono ossessivo in nulla, e mi piace ne mettere a scuola di nuovo, perché questo libro questa pubblicazione è campo al meta diverso dei stili, no? Però quando non sei ossessivo in una cosa, non puoi arrivare a essere messo nel comune. Comprendete tesonale? Questo è un compromesso, quindi io sono contento Gai, quindi non è che tu devi sminuire questo capoatto assolutamente, sono contento di questo capoatto, però non vado a tappare una cosa in cui maybe, potete essere Samurra, Samurra non l'ha fatta mai nessuno, in questo termine. Potete essere che Samurra, io e sus amici miei, non travagliano insieme, e tutti mi fanno una cosa che in essi non l'ha mai fatta nessuno. Ed è questo che sono metta contento, no? Però, disossessività, lavorare per dec'annos su ma stesso articolo, dec'annos, su ma stessa pubblicazione, anche chi inventa esperimenti su ma stesso articolo. Questo io non lo hago. Io hago diverse cose. No? È una cosa veramente interessante, guarda che in questa intervista siamo scoprendo e avremo risorse come qualcuno ha scritto o in appunto i commenti o in generale, insomma, va risorse a chi non conosciamo, cioè non erano il vizichese che siamo dando delle risorse al vizichese, ma sono risorse a questa di carattere meta più largo, insomma. Argomento appunto come se non è tu e questo argomento del Samurra è un argomento nuovo, originale, ma sta affrontato però che in un bagaglio incredibile, cioè non è che ne interessarne uno che beh, come mi occupo del Samurra, mi occupo eccetera eccetera, no, chi è questo occupando del Samurra, cioè tu e che sono os collaboratori stuoso, se ne sto occupando chi un bagaglio chi ha quindi un corredo, un capitale di analisi del suo problema del suo argomento di Samurra che appunto arriva a questa cosa che da calamo ragionato sul rapporto chi beste tra appunto sul passare sul numero sul vocare eccetera eccetera che per noi pare è una banalità ma nulla è il banale su chi ha che tesa persone insomma va sempre a qualche cosa del complesso che una cosa è sta la interfaccia una cosa poi sta scrivere i test che è il movente tutto questo hacker insomma e il Samurra batta un hacker complesso è complesso è andare a stabilire i test su hacker insomma
E va bene, e tu è come namus però quanto usemos 1 ora e 15. Allora, più o meno. E te namus sei un giovaneggio, insomma, ecco. Io non credo. Anche qualche aspettativa particolare o qualche campo particolare che devi querer esplorare e non ve lo devi querer esplorare, insomma, tieniti idea di esplorare qualche cosa in hockey, in Sardegna, ma viene a restare che sono rapporti in un besese e così via. C'è oltre a questa dessa murra, ma carcazza l'aspetto che ti dia poter interessare. Allora, prima di tutto, io sono diventato professore associato di Water Packet ed è una cosa bellissima, ma vinza già pericolosa, no? Bellissima che tu bassa sicurezza sul travaglio, che è una cosa quasi impossibile in America. La gente che batta praticamente non esiste nel loro sindacato. E quindi praticamente ti potete licenziare senza dire causa in qualsiasi momento. Perché hanno bar famiglia in un luogo che ti intende completamente a fasola, che non vanno più tipo di assistenza sanitaria o cose, non va in pensione, è un casino veramente. Quindi a Baire a essere tenured desinata, professore associato, è una cosa meravigliosa. Questa è una cosa bella, la cosa pericolosa è che tu ti possa afflosciare la musica. Io ti posso insegnare, poi neanche il dato, insomma, tanto non mi diano proprio licenziare. Non devo pensare che ricerca può dimostrare chi sono, compreso che l'ha già dimostrato, ma già l'ha più piccolo, compresi no che ergani, ti danno 6 anni, lo riconosci dopo 6 anni diventa professore associato e tutti morano a fuori, a me è mananato, ok, potrà restare, bravo. Però io non mi voglio firmare, quindi sono già questo mi voglio narrare e all'inizio ho sappato una situazione pratica, ma che la come questa cosa una grande aspettativa, 6 anni travagliando di Lasa e tanti teatri. Diretto a fatto sul sabbatico, immediatamente siamo andati a Porto Rico, che è stata un'esperienza meravigliosa, veramente meravigliosa. È un'isola incredibile di cultura, di musica, di gente chi non ha nulla che vivere che America mi fa una colonia americana, le città che sono bellissime, il mare, incredibile. E poi dopo sono tornata in Occhio, dopo mi sono dedicato a fare finanziamento di ricerca, come lo si scrive su NSF, National Science Foundation, di datinari. Però in effetti queste letture non è il risultato di anni, sono tutti i test sul prossimo anno progetto, non va con uno singolo prossimo anno progetto o idea che devo riflettere a capo. Sicuramente mi dia piacere di lavorare questa musica, per esempio questa di Sardegna, perché Raiola non l'ha mostrata in Omar, di comprendere bene da un punto di vista percettivo come si vondono questa frequenza del tenore, per esempio. No? Non batti studio di tipo acustica, per esempio, vado a prendere studio della musicologia, però non basta il studio sistematico numerico, come in questo senso. Quindi mi deve piacere magari di lavorare, solo che siamo sempre troppo impegnati, come non ti dia annoiare se ti fanno tutta la ricerca che abbiamo aperta, snotte, meta, poi dopo stato in carico amministrativo, no? Ed è difficile a fare questa cosa nuova. Però se la vita per me è un canale preferenziale, assolutamente, e più in generale in Italia a collaborazione che, per esempio, come ho fatto un studio meta interessante di vedere come social media sono stato utilizzato prima e durante l'epidemia di Covid, durante il lockdown, per esempio. Molto interessante, abbiamo un tipo di mentor dato prima del Covid, durante il Covid in Italia e quindi canta spessone in America, compreso. Quindi potremmo confrontare come la gente ha vissuto questi stati serrati. E una cosa può anticipare che noi così è sconfermata, che è interessante, perché chi sono americano è un paradosso incredibile. Noi così è una curiosità. Però l'americano spara chi
appena mezz'ora la qualità della vita percepita durante il lockdown. Questa è una cosa incredibile, no? Praticamente, e sos italiano no, invece, sos italiano sono restato uguale. Non era manco peggiorato manco l'italiano. L'interpretazione mia è che gli americani si possono cosa italiano. Tutta la vita è un valore per l'umano. È una prima via schiaviti solo, da non è mai successa prima. Bisogna stappato in domissoro e a baitare sul giardino. Mi sa che possono essere anche qualche patata, compresi. Mi sa che mi giri in brisicchetta, che no che non è via oppure alternativo di famiglia mia. A cui scuola a Istanbul. Questa cosa da noi esiste e ti data una dimensione che hanno sviluppato dal Porto Rico, abbiamo fatto una extra, no? Abbiamo sviluppato un paziente, a cui di stress proprio da amico nostro americano. E comunque tutti questi venuti in America. Casemo ossessionato, non bastava per domenica, compreso. Invece da questo punto di vista lo scardo dell'italiano in genere lo definiamo immediatamente, no? La dimensione comunque della socialità, del succumbito, dell'ospitalità è una importante della nostra vita nostra, no? Non che è difficile, compreso, è meta difficile per la fare questa cosa. Quindi penso che per questo che a di manna già mai stato abituato a scambiare certe cose, un questionario che si tratta un questionario sulla qualità della vita percepita. Il risultato sono significativamente cruciali durante il Covid e non prima del Covid. Incredibile. Ha fatto un brindisi a platea, però non è così vero, compreso. Mescamente in tempo in cui scienza è equiparata a conoscenza in generale, che tutti possono avere qualsiasi opinione di qualsiasi cosa, io vi accorrerei essere particolarmente prudente in questo finaro e quindi non nisco di questa cosa vera. Se la cosa vera lo pubblichiamo e lo facciamo gestire, compreso chi la qualità della vita è legata a cose che non sono di travaglio e non tutti la popolazione vive di travaglio stamattina. Bene, bene. O Franco, abbiamo da tancare goica, siamo appunto tantora, sì, poi la sente poi resta registrato, la può condiviso vino già in BCTV2 che l'ha esclusa e sarà però cabagliata problema, no? Comunque poi te non mannaiati in total due sollocoro o probabilmente viti in ambo sollocoro, ma io sul cellulare spia che io appena che come te monitor non li pidenne o hai problema sul cellulare che anche la può mordere torata all'ugare, ma comunque tanto la può mandare in condivisione pure in BCTV2 che purtroppo non riesco a convincere lo schizone in BCTV2 affinché colare a BCTV1, insomma. Cosa si stanno avendo in quel BCTV2 non è fatto sconfortevole del BCTV1 come ambiente. Io pure di sono comunque complimenti veramente per questa iniziativa che non solo è bella per la gente che magari per il del Prusio con il disticheggio di fora, ma è bello per il disticheggio di fora da desintendere per una comunità. Questa è una cosa molto bella che io sto facendo, ti do complimento. Grazie. L'usiamo fa che ne pro Saida commente fa che ne tu l'intervista, io pure la so che ne questa intervista è rasata da Saida, poi io sono stato innamorato namusu de due pensatore nostro che io considero sul mezzo appunto di Mialino Pira e del Bacchire di Bannino che hanno sempre progettato una comunità allargata. Mialino Pira era villaggio elettronico, appunto io ho già pensato a qualche cosa del suo genere e ho un po' attuato che da cercare di ponere in pratica, insomma, ecco, creare le condizioni può essere dei vizi in un villaggio elettronico, visto che non vi lasciamo a fare girare l'assente, no, che andiamo noi se non si assente, insomma, dato che sono messo e bisogno a ragionare che so vizi che un po' come questo progetto è limitato a saida dei vizi, è limitato, non va preteso insomma di anche schissate, però su che si può fare che questa idea tocca di lui che scatta uno anche desucchiato in potenzialità di hacker e ha inteso di essa potenzialità di lui che scusto e lo so che bicchiere su tempo suo bicchiere te insomma
la pazienza che bicchiere, però quando si ha che te chi in buona volontà te commenta nella stua, quando uno là che te cabi credete non li pesa a nulla del suo hacker. Bene, non salutiamo Urgoi, non salutiamo Saluto a tutti, a non ridere in bizzi. poi ti allega sto tu canto a Michele, noi tu non riesci a vedere, vero? Io non vedo nulla, no, non ho visto nulla, no. Non lo riesci a vedere, deve sapere che Sì, comodo, tutto punto. Come i dottori, una pagina che non era più. Vabbè, vedo che esatto un video vedo il private chat e poi là il comment, non l'ho poi visto. Come saluta tutti, insomma. Tutti quelli che conosco, belli. Va bene, dai, adios, saluto a tutti. Stare che saluto. Ciao. Ciao.